E noi continuiamo con il nostro viaggio nella montagna, siamo in compagnia del vescovo di Ozieri, Monsignor Sergio Pintor. Intanto, Monsignore, buonasera. Buonasera. Insomma, lei che ci fa lei qui, da Ozieri, qui praticamente sotto il Gennargentu? Non solo per ammirare questo paesaggio bellissimo, ma c'è un'iniziativa molto interessante che è quello di una riflessione a partire dall'agropastorale sulle tradizioni e sui valori della tradizione sarda. E io credo che la Sardegna abbia bisogno di una riscoperta dei valori, perché è sui valori che si costruisce anche il futuro. Quindi non sarà un voltarsi indietro per guardare tradizioni del passato, ma vedere per esempio la tradizione di una solidarietà nell'agropastorale, vedere i valori del lavoro, i valori anche di una relazione familiare, di famiglie aperte le une alle altre, di risposte che il territorio nostro sta aspettando. E allora non con la nostalgia risponderemo ai problemi, ma vedendo anche le nostre risorse e riscoprendo anche le capacità e le ricchezze che noi abbiamo ereditato. La prima ricchezza sono, credo, i valori, perché passano attraverso le persone e sono le persone che custodiscono e curano il territorio, sono le persone che lavorano, sono le persone che dovranno trasmettere alla generazione dei giovani anche questi valori, tradotti anche in lavoro, in possibilità di impiego e in possibilità anche di difendere la natura. Lei parla di valori, ma dobbiamo dire una cosa importante, dobbiamo dire grazie anche a coloro che ancora credono nelle tradizioni della nostra isola, perché un po' forse ci si sta un po' dimenticando la provenienza, ci si sta un po' dimenticando anche di quello che è il lavoro della campagna, il lavoro degli allevatori. Ma lei cosa pensa anche della crisi di cui tanto si parla? Sì, io confesso che venendo anche a Ozieri e trovando una realtà che poi in questo territorio, anche intorno a Nuoro, siamo qui a Fonni, in questa bellissima azienda, no? Veramente certo, bellissima anche per le persone che ci lavorano, non solo perché è bella, perché è stata costruita così, perché è un'azienda didattica. Ecco, io credo che questo territorio ha delle ricchezze enormi che potrebbero rischiare, abbandonate, di dare luogo a un deserto. E questo sarebbe, io credo, assolutamente un delitto. E se siamo in un momento di crisi economica, probabilmente lo siamo anche perché siamo in un momento di crisi di umanizzazione. Perché una economia usata bene, usata in termini di solidarietà, usata in termini anche di non sperequazioni eccessive, con responsabilità di tutti a tutti i livelli, io credo che si potrebbe rispondere ai bisogni veri della persona. E penso che questo momento di crisi, di difficoltà, di mancanza di lavoro per i giovani, certo, che porta alla fuga dall'interno, dobbiamo assolutamente in qualche modo impedirlo, perché sarebbe un impoverimento generazionale, un impoverimento anche di una realtà che è grandissima, che può produrre. Oggi si parla per esempio della necessità di produrre cibo e stiamo abbandonando la campagna, stiamo abbandonando l'agropastorale dove si produce il cibo. E allora probabilmente noi dovremmo, alla luce anche di quello che dicevamo, cioè di valori ereditati, avere una creatività per vedere per esempio come oggi l'agropastorale, sulla scia di questi valori, che sono valori umani e valori che poi devono diventare operosi, possiamo affrontare le nuove sfide. E le nuove sfide forse sono formazione delle persone, che non danno semplicemente l'università. Per esempio questa azienda è, direi, didattica. Aspetti, mentre prego, passate pure, prego, perché noi siamo proprio, lo ricordiamo, in montagna, ma siamo in mezzo alla strada, ma sì, quindi, continuiamo certo, in tempo reale a raccontare. certo. Quindi didattica. Didattica, e quindi vuole educare anche a conoscere questi valori, a conoscere le tradizioni e attraverso questa educazione e formazione pensare anche come poterle valorizzare in termini di lavoro. E una delle iniziative che io credo vorremmo sviluppare sarà proprio quella della formazione dei giovani, quindi formazione anche a sapere oggi
gestire in modo, non mi piace la parola moderno, direi forse in modo attuale, rispondente alle necessità attuali, come si possa gestire, direi, l'agropastorale oggi, che non è magari la modalità di decenni fa. Questo richiederà, io credo, e dovremmo essere capaci di questo, di uscire dagli egoismi, saper collaborare, lavorare insieme, lavorare i prodotti e poter anche, direi, esportare i prodotti. E pensiamo ai bambini, ne parlavamo un attimo fa anche con Cristoforo, e si diceva che il bambino oggi dietro la pubblicità ti prende una merendina che poi butta via per strada e magari non è aiutato a vedere, non so, i dolci, una colazione che tu potresti fare in termini anche di prodotti genuini, certo, che sono fatti proprio in questa tradizione. Un dolce qui non nasce oggi semplicemente per essere venduto, nasce nell'affetto di una famiglia e nella cura della salute di un figlio, certo, non nasce così solo per ingannare la gente, no? Allora, noi lo ricordiamo ai nostri telespettatori, siamo sotto le pendici del Gennargentu, tanto c'è anche Cristoforo qua, stiamo riuscendo, abbiamo fatto anche il primo piano del Vescovo, guardi, abbiamo... Come? Senza spaventare la gente. No, ci mancherebbe altro. Allora, mi metto qua perché c'è anche Cristoforo. Questo che io ho nominato, adesso lui ci parlerà un pochino della... Ma guardi che lei, un signore veramente, No? No, ha ragione, certo. Sentiamo Cristoforo. Sentiamo Cristoforo. Che una persona può raccontarci e parlarci di questa iniziativa. Infatti Monsignore Cristoforo è proprio qui al nostro fianco a raccontarci anche, insomma, quelle che sono le prospettive di un futuro sempre più importante anche per quanto riguarda il lavoro. Ciao Cristoforo. Salve, salve. Cristoforo Coccolone con noi. Allora, sicuramente abbiamo parlato con Monsignore di quanto sia importante comunque continuare con quella che è la valorizzazione anche del territorio, continuare a portare avanti quelli che sono anche i prodotti genuini della nostra isola. Assolutamente, assolutamente, riappropriarci di quella che è la nostra tradizione, perché un po' siamo scivolati da un po' di tempo in una deriva un po' strana. Un territorio è un posto dove le persone avevano un'appartenenza forte, una connotazione forte anche di conoscenza, di aggregazione sociale, si va sfaldando su modelli che sono forse un po' sbagliati, un po' falsi, come dire, molto molto ingannevoli. Invece ritrovare quella che è l'armonia all'interno di un'amicizia, all'interno della condivisione anche delle cose che abbiamo, questo è il vero valore. Ecco, la solidarietà, questo mi piace molto come cosa, la solidarietà che ci viene a mancare perché spinti dall'egoismo, dalla voglia di avere cose che magari non sono tanto importanti, arriviamo poi a trovarci soli, a non avere l'aiuto delle persone che sempre ci stanno vicine o che ci sono state vicine fino a poco tempo prima nella nostra storia, ecco. Noi vi ringraziamo, ringrazio Coccolone e naturalmente ringrazio Monsignor Pintor, che insomma comunque è bella la montagna. Io che devo ringraziare voi, lei intanto per questo servizio così e anche perché porta a condividere questo momento bello che noi stiamo condividendo, che non vorrebbe essere un momento, vorrebbe essere un sogno, quello che richiamava Cristoforo poco fa, cioè di riuscire a costruire una relazione nuova di solidarietà, dove superando gli egoismi riscopriamo davvero il gusto di essere più umani. E noi da Saccantonera, in zona Sarena, qui sotto il Gennargentu, nel comune di Fonni per intenderci, vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. E come dico sempre, viva la Sardegna, viva i prodotti della nostra isola e viva tutti quegli imprenditori che tanto stanno facendo affinché poi le tradizioni del nostro popolo continuino. Grazie a tutti, alla prossima puntata.